Abbiamo aperto la porta, il cane è uscito e nella frazione di un secondo l'ho sentito piangere, sono corsa verso di lei chiamandola e non ho trovato il cane, ma ho trovato solo del sangue. Joy aveva 6 anni, un cane di famiglia. Da giovedì scorso di lei sono rimaste solo queste tracce di sangue che adesso si stanno sbiadendo, segnate con le asticelle di legno da Jessica Sattini e dai suoi genitori che non riescono a darsi pace. Si è lanciata nel buio la piccola Gioia, forse per proteggere l'altro cane di famiglia che ha 14 anni ed è vecchio e malfermo. Ad attenderla nel buio c'era di sicuro un predatore che ha azzannato l'animale e poi l'ha trascinato nel bosco e sul monte. Nonostante le ricerche la notte stessa e poi il giorno dopo del cane, nessuna traccia. Questa l'unica orma visibile. Un lupo? Uno sciacallo dorato? Una presenza che inquieta chi vive nei colli euganei già devastati dalla presenza dei cinghiali. A memoria di nonno non era mai accaduto un episodio del No, genere. assolutamente, no, 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 niente di simile. Ci sono i cinghiali, però non hanno mai attaccato persone o animali. La famiglia Sattin ha chiamato il parco Colli e sentito la forestale. Jessica ha fatto tam tam sui social avvisando chi ha animali domestici. Solo da alcuni giorni la segnalazione è stata presa in considerazione e anche in queste ore i carabinieri della forestale hanno eseguito dei sopralluoghi. Abbiamo paura, soprattutto anche perché l'evento che è accaduto comunque è stato molto scioccante e il fatto anche solo di prendere la macchina la sera, che dista solo qualche metro dalla porta di casa, anche se magari dicono che questi animali non attaccano le persone, però comunque era a casa nostra quella sera. Abbiamo anche altri animali e se questo animale è affamato da portare via un cane di 8 kg in un minuto, può prenderne anche altri. Vogliamo essere un po' più tutelati su questa cosa, sapere che con cosa abbiamo a che fare, ecco, credo sia giusto.